7 giorni fa i prezzi che avevamo rilevato erano questi, con relativa coda per il pieno, mentre oggi allo stesso distributore di Strada Ovest a Treviso l'aumento è inesorabile, mentre auto poche con conducenti tra l'irritato e lo sconsolato. Lo accetto l'aumento del gasolio, d'altra parte non posso Però fare altro. riesci a vedere le differenze? Ci sono distributori che fanno prezzi ancora un po' più bassi. Ecco. Va a cercare, insomma, cerca di risparmiare qualcosa oppure... No, tendenzialmente faccio sempre sullo stesso distributore. In genere sono le pompe bianche ad essere più convenienti, almeno stando ai prezzi di quest'altro distributore con il famoso cane a 6 zampe. Qui siamo ancora sotto i 2 euro e quindi la clientela si lamenta un attimino, però dopo se ne fa una ragione. Ritornare ancora alla benzina a questo prezzo sicuramente c'è da fare qualcosa per migliorare questa situazione. Più arrabbiato o più rassegnato? Ma arrabbiato, rassegnato per forza, ci tocca rassegnarci, ma sono più arrabbiato, ecco. Con scontentezza e rassegnazione c'è però chi coltiva anche una speranza. Sono contento comunque, speriamo che col futuro ci abbassano i prezzi. Che comunque saranno sempre più alti in autostrada dove sono in prevalenza gli stranieri a fare il pieno, come qui a Vittorio Veneto sulla A27. Da dove vieni? Canadesi. Canada. What do you think about the price of the gasoline? It's È più costoso rispetto al Canada, ma è più economico di quanto lo fosse quest'estate in Norvegia. In realtà anche qui davvero pochi quelli che si fermano, considerando che rispetto al distributore di Strada Ovest del 2022 qui i centesimi in più per litro di gasolio sono 44. La gente reagisce male perché però gli aumenti ci sono, bisogna convivere con quelli. Poi lei ha anche molti stranieri che vengono a fare Sì, benzina. anche. Cosa dicono? Che costa tanto.